Buongiorno e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. È in corso a Udine l'udienza finale del processo che vede imputato Giuseppe Forciniti, accusato dell'omicidio della compagna Aurelia Laurenti. Per lui il PM Federico Facchin ha chiesto l'ergastolo. La sentenza potrebbe arrivare entro stasera. Ergastolo, questo quanto ha chiesto il PM Federico Facchin al termine della requisitoria nel processo in corso al Tribunale di Udine che vede imputato Giuseppe Forciniti, accusato dell'omicidio della compagna Aurelia Laurenti avvenuto nella loro casa di Roveredo in Piano il 25 novembre del 2020. Questo è un omicidio volontario aggravato dalla convivenza e al limite della crudeltà. La legge prevede l'ergastolo e questo chiedo io. Le parole in aula del PM Federico Facchin. Forciniti, dopo l'omicidio, portò i due figli da una parente e poi si recò in questura a Pordenone denunciando un ipotetico rapinatore, poi ammise di aver colpito la moglie con un coltello ma solo per difendersi, sostenendo di ricordare di aver inferto una sola pugnalata, una tesi smontata dall'accusa. Forciniti, ha affermato Facchin, ha agito con freddezza e lucidità, consapevole di ciò che faceva mentre colpiva Aurelia con 19 coltellate. La sua versione dei fatti, secondo il PM, non è verosimile. In aula, parola anche ad Antonio Malattia, avvocato delle parti civili, ed Ernesto De Toni, che difende Forciniti. Il collegio, presieduto dal giudice Paolo Alessio Verni, potrebbe emettere la sentenza già entro la serata di oggi. 9 pietre d'inciampo dedicate ad altrettanti poliziotti udinesi arrestati dai nazisti e deportati nei campi di concentramento dove morirono. Saranno posizionate in via Treppo venerdì mattina. Alla cerimonia prenderà parte anche il capo della polizia Giannini. Il capo della polizia Lamberto Giannini sarà venerdì prossimo a Udine. Parteciperà in mattinata alla posa di 9 pietre d'inciampo in via Treppo in memoria di altrettanti poliziotti della questura udinese deportati nell'estate del 1944 e che poi persero la vita nei campi di concentramento nazisti. Le pietre d'inciampo, che restituiscono alla coscienza collettiva il ricordo dei poliziotti, saranno posizionate davanti al portone d'accesso al Conservatorio Tomadini, che s'affaccia su via Treppo, edificio dove gli agenti prestavano servizio e dove furono arrestati prima di essere deportati. Nel luglio del 1944 gli uffici della questura vennero circondati dalle SS. Una quarantina di dipendenti, compreso il questore, vennero arrestati perché sospetti di attività antinazista. Dopo i primi accertamenti fu fatta una specie di decimazione, liberando i meno sospetti e raggruppando in carcere 12 elementi. Dopo 27 giorni di carcere, 10 furono caricati su un carro bestiame e condotti a Dachau. Solo uno riuscì a tornare in patria, segnato però indelebilmente da quei tragici fatti. Alla cerimonia di venerdì mattina prenderanno parte, oltre al capo della polizia Lamberto Giannini, il questore di Udine Manuela De Bernardin Stadoan, il sindaco Pietro Fontanini, l'assessore alla cultura Fabrizio Cigolot, familiari dei poliziotti deportati e Anna Colombi, curatrice della mostra allestita a Palazzo Morpurgo 2022 Pietre d'inciampo, frutto della collaborazione tra Comune, Polizia di Stato e Associazione Nazionale della Polizia di Stato in memoria dei 10 poliziotti. Un'impresa del terziario su 4 nel nord-est avverte l'usura come un rischio concreto e in generale la percezione della sicurezza nei paesi e nelle città è diminuita. Il dato emerge da una ricerca nazionale di Confcommercio. Quasi il 12% delle imprese del terziario nel 2021 ha percepito un peggioramento dei livelli di sicurezza, con l'usura che rappresenta lo spauracchio maggiore tra i fenomeni criminali. Il 27% delle imprese lo avverte come un rischio concreto. Sono questi alcuni dati emersi dall'indagine Confcommercio nazionale su usura e illegalità, affidata a Format Research, secondo cui almeno 30.000 imprese del commercio, della ristorazione e della ricettività sono oggi ad elevato rischio usura. L'illegalità costa alle imprese del commercio e dei pubblici esercizi quasi 31 miliardi di euro e mette a rischio circa 200.000 posti di lavoro. Il pericolo maggiore è nel sud Italia, ma anche il nord-est non è esente. Qui le imprese del terziario che percepiscono un peggioramento dei livelli di sicurezza sono il 10%, mentre il 26% teme un rischio usura e secondo un'impresa su 5 il racket è in aumento. Metà degli imprenditori nordestini intervistati sottolinea la necessità di denunciare, mentre il 30% si dichiara titubante. Infine, quanto al decoro urbano e la qualità della vita, il 14% delle imprese del nord-est ritiene che nell'ultimo biennio sia peggiorata, in particolare nei centri urbani di piccole dimensioni. Nelle città invece il 41,8% delle imprese del nord-est considera degradate le periferie e solo l'8% si lamenta del decoro nei centri storici.
È partita oggi la somministrazione della quarta dose per i soggetti fragili e si comincia a pensare di rinunciare alle mascherine a partire dal 1° maggio. Le persone che hanno oltre 80 anni oppure oltre 60 ma con delle condizioni di fragilità particolari potranno prenotare la quarta dose. Contiamo potenzialmente circa 120.000 persone che possono essere destinatarie di questa misura. Vedremo che tipo di risposta ci sarà. Io mi auguro che sia una risposta ampia, anche se sono preoccupato di questo, perché è evidente che se la scienza ci dice che bisogna avere un'ulteriore protezione, questo ci consente di proteggere in particolare le persone che sono più esposte all'infezione. I dati confermano che il SARS-CoV-2 sta circolando, ma grazie ai vaccini i ricoveri sono decisamente bassi, con addirittura il 70% in reparti Covid per altre patologie. Il 1° maggio, secondo quanto trapela dal Ministero della Salute, si potrebbe arrivare anche ad un ulteriore allentamento delle misure restrittive con lo stop alle mascherine al chiuso nella maggioranza delle situazioni. È evidente che il vaccino ha dato una risposta che è sotto gli occhi di tutti, tranne di qualcuno che continua a insistere che questa è una cosa che non serve. Insomma, tutti noi ci ricordiamo quando l'infezione era più bassa in termini di contagiati e avevamo numeri di terapia intensiva molto diversi, quindi è evidente che il vaccino ha dato una risposta determinante. Tempo di premiazioni per i piccoli Archimede friulani, parliamo di Eureka Funziona, il progetto sperimentale ideato da Federmeccanica in collaborazione con il MIUR, che Confindustria Udine ha promosso nel territorio friulano coinvolgendo 37 alunni delle classi quarte e quinte di 2 scuole primarie. Ci racconta tutto Alessandra Salvatori. A tutti voi buongiorno, ci troviamo all'esterno di Palazzo Toriani, sede di Confindustria Udine. In questo momento la giuria è al lavoro per decretare quale sarà il progetto vincitore di questa iniziativa Eureka, che vede all'opera dei piccoli Archimede friulani. Si tratta di 37 bambini delle scuole elementari di Feletto e di Tolmezzo che hanno presentato complessivamente 9 progetti. Ad ogni gruppo, perché è importante lavorare in team, è stato consegnato un kit per la realizzazione di un giocattolo. Caratteristica principale di questo giocattolo è che deve muoversi. Quindi i bambini si sono messi al lavoro per realizzare un'idea, trasformarla in un progetto e appunto in questo momento è in corso la valutazione. Verso mezzogiorno si dovrebbe conoscere il progetto vincitore, ma su questa iniziativa sentiamo che cosa ci ha detto la vicepresidente di Confindustria Udine, Anna Mareschi Danieli. Bisogna spiegare ai bambini cosa significa applicare ciò che imparano a scuola, anche perché solo così riusciremo a stimolare i ragazzi nel procedere nella loro vita con materie STEM, perché devono rendersi conto che l'applicazione non è un qualcosa di assolutamente maschile o eccessivamente complicato, è semplicemente un'attitudine mentale e un'abitudine. Quindi creiamo fin da subito questa abitudine, facciamo capire cosa significa lavorare in team, che risultati porta, cosa significa suddividere i ruoli all'interno di un team e cosa significa anche avere un team eterogeneo formato da vari tipi di menti, da vari tipi di caratteri. Questo sicuramente li aiuta in un futuro, stimola l'imprenditorialità e stimola il saper fare, che è ciò che ci rende competitivi come friulani nel mondo. Un giovane di 26 anni, Ramadan Ramici, è morto travolto da un'auto la scorsa notte a Portogruaro in un tratto della statale triestina priva di illuminazione. A investirlo è stata una Toyota Aygo guidata da un uomo di 56 anni, ora indagato dalla Procura di Pordenone per omicidio stradale. Nuova incursione ai danni del ristorante Biffi di Udine. A denunciarlo lo stesso titolare, che si è ritrovato il locale svuotato di diverse bottiglie di vino pregiato, alcuni tablet e altro materiale. L'irruzione è avvenuta lunedì, nel giorno di chiusura. Rispetto ai furti precedenti, questa volta la scorribanda è stata immortalata dalle telecamere di videosorveglianza che hanno ripreso il volto del ladro mentre manomette la porta d'ingresso. Un elemento particolare fa supporre però che il gesto sia più intimidatorio che predatorio. Il malintenzionato infatti ha prelevato del pesce dai frigoriferi, nascondendo le orate e branzini asportati fra i mobili e l'arredamento del locale.
Nel 125° anno di distillazione, sabato 7 maggio a Percoto ritorna la cerimonia del premio Nonino, 45° anno più 2, lo scrittore inglese David Almond conquista il premio internazionale Nonino 2022. Ritorna il premio Nonino, l'edizione 45° anno più 2. David Almond, uno scrittore inglese con il talento di scrivere per i bambini ed essere capito e apprezzato, soprattutto da loro, è il premio internazionale Nonino 2022. Il suo romanzo classico per i giovani è stato tradotto in 40 lingue ed è stato adattato per il teatro, la radio e per lo schermo. Il premio Nonino Risit d'Aur Barbatella d'Oro 2022 è stato assegnato all'Affido Culturale, un progetto selezionato dall'impresa sociale con i bambini nell'ambito del Fondo di contrasto alla povertà educativa minorile. A Nancy Fraser e Mauro Ceruti il premio Nonino 2022 Maestri del nostro tempo. Nancy Fraser è una filosofa, teorica critica femminista americana, molto conosciuta per la sua critica alle politiche dell'identità e per il suo lavoro filosofico sul concetto di giustizia. Mauro Ceruti, filosofo e teorico del pensiero complesso, tra i suoi ruoli anche quello di senatore della Repubblica Italiana e membro del Comitato Nazionale per la Bioetica della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il suo progetto filosofico e culturale è volto a promuovere un pensiero complesso in grado di affrontare i problemi della nuova condizione umana globale. La consegna dei premi è prevista alle distillerie Nonino a Ronchi di Percoto sabato 7 maggio alle ore 11. Un censimento permetterà di conoscere lo stato di salute degli alberi presenti nelle aree pubbliche di Pordenone. Un censimento permetterà al comune di Pordenone di avere sotto controllo lo stato degli alberi presenti nelle aree pubbliche, così come quello dei giochi per i bambini che si trovano nei parchi. Uno screening attraverso il quale sarà possibile non soltanto conoscere il numero delle piante presenti in città, ma soprattutto le condizioni dal punto di vista fitosanitario, così da intervenire con tempestività a beneficio della sicurezza dei cittadini. Verranno monitorati naturalmente tutti gli alberi sul suolo pubblico della città e questo comporterà sia sapere di che specie si tratta, in che punto si trova, che pavimentazione ha di contorno, conoscere sia i numeri ma anche tutto lo stato fitosanitario del nostro patrimonio. Per adesso la situazione è sotto controllo, ma come spiegato dall'assessore Cairoli, solo dopo un'attenta valutazione sarà possibile trarre le dovute conclusioni. La città è monitorata costantemente e speriamo che ne emergano il meno possibile, però viene fatta proprio nel censimento una cosiddetta VTA speditiva. Se dopo ci saranno da approfondire qualche pianta sotto il profilo fitosanitario, naturalmente la pericolosità in ambito urbano deve essere uno dei temi da tenere controllato. Lo sport in programma per questo pomeriggio alle 18:45, recupero della partita saltata a fine dicembre tra Udinese e Salernitana che si giocherà allo Stadio Friuli. I giocatori della squadra campana allenati dall'ex bianconero Davide Nicola questa mattina sono scesi dall'albergo che li ospita, hanno svolto un quarto d'ora di allenamento in piazza 20 settembre in pieno centro a Udine, incontrando la curiosità di decine di persone che si sono fermate a salutare i giocatori e a filmarli. Siamo in chiusura, ma subito dopo la pubblicità appuntamento con Avellania. Grazie per l'attenzione e buona giornata.